I carabinieri della compagnia di Bassano stanno cercando di fare piena luce sulla scomparsa di Matteo Cecconi, il diciottenne che frequentava la quarta classe dell'ITIS Fermi, morto ieri durante una pausa della lezione in DAD che stava frequentando da casa. Il giovane non si è più presentato alla ripresa della lezione via computer, ma nessuno ci ha fatto caso. A trovarlo a terra nella sua camera il padre di rientro dal turno di notte a Padova, dove lavora come educatore in una comunità. Vani i tentativi di salvarlo, l'arrivo dei sanitari del SUEM 118. Sul posto gli uomini dell'Arma, ai quali il padre avrebbe detto di aver trovato una scatola di nitrito di sodio ordinata online dal figlio stesso giorni prima. Aperta un'inchiesta dalla Procura di Vicenza con il pubblico ministero Gianni Pipeschi, che con tutta probabilità disporrà a breve l'autopsia. Matteo Cecconi lascia oltre ai genitori anche una sorella minore.